No, I'm not a writer. Okay. Niente drone, perché vedi, è una di quelle giornate che piove poco ma tutto il giorno, il che è un peccato perché guarda, ciao, se quello col sole fa una luce azzurra, voglio un caso. Permesso cuscini, permesso. Sta sempre spazza sta finestra. Vedi, no. Ciao. No, drone, no, cry. Lei mi aveva fatto il bagnetto qualche anno fa. Che simpatica vista da qua. È bello il mio camperino, mi piace tanto. Ciao camperino, ciao ciao. Purtroppo c'è il cielo nuvoloso. Mi si è fermato a 4 satelliti, il drone non ne prende altri, adesso aspettiamo un altro po'. No, vedi, è sempre a 4, deve arrivare a 10, 9. È andato a 0. Diamo fastidio? No, assolutamente. Ci mancherebbe. Un'altra di nuova. È una delle rare volte che è pulito qui. Ah sì? Eh sì, perché prima c'erano Ciao. gli alberi che davano una protezione quando il sole tramontava, però non permettevano di vedere queste bellezze qui. Col sole è stupendo. Completamente azzurro. Lei sa la storia, no, di questa? No. Beh, questo è un lago glaciale, ma la storia più recente è che lì dentro vanno a fare la messa, i sub. Ma come l'ha messa? Vanno a fare la messa, non so se all'Epifania, vanno lì sotto e dicono messa. Anche il prete è un pazzo furioso di quelle robe lì. Sì, lo conosco bene per quello che dico. Non so, adesso magari ha avuto un infarto, non so se lo fanno ancora. Io comunque per niente ci andrei lì, neanche se me lo dà per penitenza il Papa. No, perché è una cosa, se un lago è glaciale vuol dire che proprio caldo caldo non è. Beh, immagino. Ma guardi la limpidezza. È venuta una parente da Parigi, quando ho visto questa roba qua, ho detto, non ho mai visto una roba del genere. Ho detto, lava là, per vedere una pozzanghera, ho detto, no, io ho fatto il Mona là. Era anche lei una di quelle che fanno le cose che sta facendo lei. Io non ho nessunissima sensibilità per quel motivo lì. Io scrivo comunque. E soprattutto io sono un innamorato del Friuli. Non c'è, creda, un posto del Friuli, non oltre Pordenone, perché per me, ma io sono così, per me oltre Pordenone non è più Friuli, ma è Veneto. Quindi il Friuli è da Pordenone in qua per me, tanto è vero che gli autoctoni sono circa 560.000. Non c'è un posto del Friuli che io non conosca. Ci vengo spesso anch'io, io sono veneto, zona Sì? Jesolo. Quasi Jesolo, sempre in proprio. Friuli, e se avessi il tempo anche in Slovenia, mi piace tanto andare alla Slovenia. La Slovenia mi impaurisce nelle vallate, no? Io vado a, come tutti i vecchietti come me, i denti sono una parte tua e l'altra parte è più tua ancora perché gliela paghi. Ecco, vado di là, mi trovo bene e insomma andare a Caporetto. Adesso è venuto fuori tutto sto caos che poi a me devono spiegare bene perché si fanno le commemorazioni delle guerre. Di un abbraccio, di un bacio, di una carezza, non lo fa nessuno. E infatti troviamo i figli di nessuno, e troviamo i valori che non ci sono più. Io sono circa 50 anni che sono stato in signora, vivo felicemente tra le baruffe quotidiane, perché prima di tutto penso che uno scambio sia comunque arricchente, ma soprattutto il fatto di avere due opinioni diverse deve per forza essere suscitare un confronto. Boh.
Qui se non sei sposato tra due uomini, tra due donne, non sei nell'unione civile. Cosa sono un incivile io? Ho detto a uno, prova a venire a vedere, ti arrivano 130 kg addosso. Adesso il grifone che è passato di là ha detto è la prima volta che vedo una roba del genere. Non è tanto vecchio naturalmente, però non avevo visto da così vicino mai il grifone neanche io. Ma quello nella riserva o libero? No, no, sono liberi. Ah. No, ancora no, io ho visto i corvi liberi. Non so, noi veniamo abbastanza sovente qui, i bambini sono molto contenti di venire e l'altro giorno abbiamo visto partire da lì la femmina con il cucciolo, se si può dire così, col pulcinetto, e quando erano qui lei gli insegnava a volare. Fantastico. Oh, ma ho provato a fare la fotografia, niente da fare. Ci vogliono quegli attrezzi così e poi ci vuole mestiere. Ho tanta luce. Con la luce è facile, riesce chiunque, anch'io. Io vado un po' a fortuna con queste cose. Poi sì, è vero, con la tecnologia che c'è vengono fuori quelle robe fantastiche, anche se uno non ci sa mettere le mani, quello è vero. Sì, ma poi vedere, eccole che si stanno abbassando, però non si vedono bene, no? Adesso c'è la... No, non è quello lassù un grifone? No, quello lì è un'altra bestia. Quello lì è una cornacchia, Nenin. Siamo stati adesso nell'oasi di Fagagna, Sì? stupenda anche quella, però non abbiamo visto un po' di ibis. Di Fagagna, in volo. forse non ci sono stato al borgo di Fagagna, c'è anche un castello a Fagagna, no? Ma l'oasi mi sa che non ci sono stato all'oasi. Beh, l'oasi è tra Fagagna ai Quadris, dicono loro, tra Fagagna e Maiano. Cioè lei scende giù e andando da Fagagna a Caporiacco, in comune di Coloredo, lei trova... Ok, non ci sono stato, confermo. Ci vada, che è una cosa... Non so se oggi vede qualcosa, noi abbiamo visto 7-8 ibis in volo, con 7-8 appoggiati, e poi diverso dall'altro giorno c'erano 24 cicogne messe sul come a stendere la biancheria. 24 e 8 ibis dall'altra parte, facevano una specie di zappa guardandola, una cosa meravigliosa. Come vede sono innamorato di questi paesi. E allora noi ci spostiamo e visto questa roba io ce l'ho ancora negli occhi, quella mamma che ha 1500 metri di altezza, e escono adesso comunque, li vede? Sì. Sono loro. Ha fatto di quelle esibizioni questo animale con le ali che poi allargava, si metteva sotto il bambino, insomma, non so come definirlo, il pulcino, e l'altro si abbassava, poi lei si abbassava ancora, lui si galleggiava un po', insomma, bellissimo. Comunque questa è una meraviglia assoluta. Sì. È un peccato quando non c'è il sole, perché certi colori risaltano in un modo eccezionale, poi anche le pietre che ci sono sotto lì, i massi. Piove. Il giro, ho fatto le foto, sono venuto anche con un amico fotografo che lui veramente è bravo. Lui si fa di quelle foto, per una foto 20 minuti,
per fare una fotografia. Andiamo Però per poi... 20 minuti, non sto 20 Io no. minuti neanche a mangiare. Infatti anch'io Ma tanto non sono capace, è inutile. Insomma, Eh. dai, passioni. Far saltare i vecchi e far fermare i bambini sono due inutilità, io sono quella dei vecchi e proprio mi rendo conto che è inutile. Poi c'è questa cosa particolare, che c'è la rudezza della gente friulana dentro nel paesaggio, no? Nella Carnia, nelle valli del Natisone, nella parte centrale anche dove ci sono commercianti, personaggi forse di poco cervello come dico io, ma di grosse possibilità. Poi qui abbiamo avuto dei geni, poco da fare. Poeticamente nell'86 abbiamo avuto... Umberto Saba anche c'era. Sì, ma quello aveva anche delle pecche pasoliniane, tanto per capirci. Che poi qui è morto l'altro giorno Pierluigi Cappello, no? Credo di essere uno dei pochi che apprezza la grandezza di Pasolini, ma lo colpevolizza perché essendo così intelligente, così dotato, lei sa meglio di me che traduceva dal greco al latino No, all'italiano. non sono lo molto sa. ferrato. No. Va bene, non perde niente comunque perché la grandezza di lui non si discute, però si discute la sua qualità umana, questo sì, è ovvio, stiamo scherzando. Se io vedo uno che si avvicina a mio nipote, quello è morto cadavere, non gli rimangono neanche i minuti per dire. Ecco, per dire, questa è la nostra, alle volte si confonde il nostro modo di essere come una cosa che vuole distanziare, non è vero per niente. Siamo gente compagnoni anche noi, la sera nelle osterie, senti parlare forte, adesso non fumano più naturalmente, ma prima dovevi entrare con la falce per poter una roba Per spostare il incredibile. fumo. Sì. Poi c'era l'usanza soprattutto dell'osteria, adesso è venuto un bar, non è più la stessa cosa, Sì. non c'è quello scambio, che era forse uno dei L'atmosfera. pochi scambi, no? Sì, si Sì. sta globalizzando tutto. Io ho passato i 70 anni da Mo, il mio ricordo va quasi ogni momento a mia madre. E ricordare la madre per un uomo di 70 anni vuol dire una cosa strana. Ieri sono andato a trovare mio cugino, ne ha 93 di anni. Ho detto, ma che ti ammazza a te? Ha detto, hai ragione, dice, non c'è più dei miei. È così, siamo un po' fatti a modo nostro, ma abbiamo delle cose stupende. E il bello di tutto è che le sappiamo anche godere. E quello è l'importante, l'enfasi dico sempre anch'io nel vivere ogni piccola cosa. Cioè, ad esempio io mi sono messo qua a dormire in riva al lago e per me è stata un'avventura, no? Una cosa molto grande e do molta importanza anche a queste cose. Anche il camper l'ho parcheggiato con la finestra giusta perché ero arrivato dall'altra parte e allora torna indietro, gira il camper perché ho detto no, quando mi sveglio devo vedere, no? Sono cose che però non ci si dà più importanza, non ci si dà più peso. Io sono convinto che chi arriva in Italia, io ho amici americani anche, che vengono a fare i loro giretti, loro sono un po' pazzi perché non si può vedere l'Italia in 2 giorni Firenze, cosa vedi? Niente, in 2 giorni Roma, in 2 giorni Venezia, uno diventa scemo a correre. Esatto. Quindi vanno una settimana, mi siedo in un'osteria, guardo e dopo fatta quella settimana posso sapere di andare per quella strada o per quell'altra, punto. Ma faccio solo un'altra strada e dopo me ne torno ad andare con qualcosa, no? Invece quelli lì corrono, sono diventati quelli che erano i giapponesi. Mettere in moto la macchinetta Sì. e menare più rapidamente possibile per tuttora. ricordare tutto. Non si può così. È vero, stiamo diventando come i Venezia è giapponesi. allucinante perché lasciano passare quei cadaveri di navi là, che poi adesso chiamano le navi quelle lì. Lei è Quelle da giovane crociera. quindi non so neanche se ha sentito parlare dell'Andrea Doria. No. Ecco, l'Andrea Doria è stato secondo me il più bello tra i transatlantici che c'erano. È arrivato il pazzo furioso della Stockholm e in un momento di nebbia c'è stato lo scontro, sono stati dei morti, insomma. Hanno incolpato
il comandante italiano, tanto perché uno è italiano o è pazzo o non è a posto con le qualità, non ha niente quando uno è italiano, è un morto di fame prima di tutto e dopo probabilmente non ha neanche tanto cervello, però sono venuti tutti a vedere quello che hanno fatto, no? Non dimenticando mai che l'America è nata quando noi eravamo già nel 1500, cioè noi eravamo nel Rinascimento. Adesso gli americani, non dico Trump è un povero demente, no? Non serve che lo dica io, ma quelli che l'hanno votato cosa sono diversi di lui? È sempre quella la storia, no? Allora io credo proprio che quando uno va in giro e si rende conto che tornare qui e respirare aria pura, anche a Milano con tutto il parco dell'Ambra, sarà quello che vuoi, che si mettano un po' a posto e mettono a posto. Io grazie a Dio sono arrivato alla mia veneranda età, però per mangiare io pulivo l'amianto così e ci mettevo il pane sopra, nessuno sapeva niente, così no? Adesso si sa, non si fa più, finita. Ma dice uno è morto, se sapessero che la disgrazia è che moriamo tutti, non è che uno ci rimane, sarebbe più disgraziato degli altri, perché se dovessi rimanere io non sono capace di far da mangiare, non ho voglia di fare il letto, mi secca a mettermi le scarpe, insomma sono un po' fastidioso in tante cose, 3 giorni e dopo porterebbero via anche me, oppure se sono solo nessuno mi porta via, cioè bisogna rendersi conto. Vabbè, le ho rotto le balle un po' troppo. Anzi, Stia bene, è stato mi chiamo molto Gianni, piacere. buona giornata. Piacere Gianni, salve. Fosse pesante, in realtà io ero molto affascinato dal parlare di quest'uomo, mi sembrava veramente di star lì a ascoltare De André. E quando uno insomma sa da capo e coda quello che deve dire, cioè non ti senti tanto in qualche modo in dovere di interferire, no, in quel discorso, di aggiungere un qualcosa. E per quello insomma me ne sono stato quasi sempre zitto. Mi chiedo sempre come sia possibile ogni volta che io attiri tutti questi personaggi interessanti, quelle belle lunghe chiacchierate con tantissime persone, quasi che ti riconoscono a pelle, quasi se fosse una sorta di richiamo ancestrale come tra gli animali, no? Che tu a pelle, istinto, senti che con quella persona puoi parlare di certe cose, no? Strana la vita, eh? Oh, dai, pasta asciutta, muovete che andiamo. Ciao Furlandia! Ciao montagne furlane, noi andiamo avanti. San Daniele del Friuli, Tilican. Come tu ben sai, il mio momentaneo servizio di lavanderia è la cara vecchia nonna. Se risponde. A Saladri fare i mestieri, starà facendo le faccende domestiche. London Bridge is falling down, falling down, falling down. Pronto? Nonna! Dimmi. Ciao! Ciao. Ascolta, ara che vieni a trovate stasera che ti porti a roba. Sì. Boh, sto contenta? Va bene. Yuri, Oh, va bene, se vieni mandiamo una pizza assieme. va bene, dai, dopo vedremo. Che non so che ora A che ora arrivi? No, ma magna purti che mi arriva tardi. Perché andare a votare? Ah? O andare a votare anche. Ah, ti andare a votare? Bene, dai, ora va a votare, no. magna. E dopo mica rive. Sono in Furlandia. Ma e te cosa mangi? E meranze. Va bene, se ho qualcosa qui che ti piace te la do. Va bene, dai. Oro, Va bene? ciao nonna. Ciao, ciao. Sei Ciao. via. Ciao. Ciao. Ecco cazzo, non mi ha di supporto, c'è la mia maestra di Veneto cazzo che mi parla in italiano.